C'è pure Kevin Scott. Non parte, è da aggiustato con le facce freni. Prima aggiusto e la faccio parti poi che sistemo freni. Poi questa è la giusta cosa. Poi la vernice ce la compro a vedere qua e farò qua lo stemma piaggia. Se c'è da comprare il coso qua come il motore qua. La targa ce l'ho io. 50 questo, quindi meno male c'ho la targa giusta. Già i chilometri c'ha questi. Si leggono. Pure lo specchietto ce devo comprare, ci manca. Questa la metto a modo. Poi ci sistemo i freni, poi la vernice tutta, ci compro un po' di pezzi nuovi e poi è pronta per tornare in strada. Motore, eccolo qua. Qua ci devo comprare copre il motore. Qui c'è buchi infatti. Il pedalino qua, il di marcia perché la Vespa all'epoca c'ha i marci. Sono sopra la Vespa. Magari qua ci metto il portapacchi, anzi c'era qua di dietro sto coso. Qua davanti ci metto il portapacchi, chissà se la mando la Vespa Club. Comunque è un po' da sistemare, però questa verrà come nuova. Tutto nuovo. Presa ieri. Presella, guarda, qua c'è un graffio. Qua c'è un altro graffio, qua è tagliato. Però è in buone condizioni. C'è solo due tagli e sto coso così. E qua, 3 tagli. E qua un buco, però in buone condizioni. Si può lasciare qua. Faccio io